Padre Matteo Lagrua rivela: ecco le armi con cui Satana ci attacca. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di uno straordinario sacerdote esorcista, Padre Matteo Lagrua, morto a Palermo nel 2012. Padre Matteo Lagrua è celebre per la liberazione di molti indemoniati dalle loro possessioni diaboliche, celebre anche per le straordinarie guarigioni che si compivano durante le sue messe, durante le adorazioni eucaristiche, come anche che erano caratterizzate anche dal fenomeno straordinario del parlare in lingue. Quindi un fenomeno che era provocato appunto dalla discesa dello Spirito Santo. E Padre Matteo Lagrua ha fatto molte catechesi per mettere in guardia i cristiani sulle armi, le insidie con cui il maligno attacca l'uomo. E vediamo che cosa ha detto per quanto riguarda proprio le armi di Satana, come fare, come ci attacca il maligno e come fare a difendersi proprio dagli attacchi del maligno. Ha detto Padre Matteo Lagrua: all'armatura di Dio si oppone l'armatura del demonio. Le sue armi principali sono la carne e la fame di mondo, ma volendo imitare Dio, anche il maligno ha 5 pezzi a comporre la sua armatura. Il primo pezzo è la conoscenza del male in tutte le sue sfaccettature. Non dimentichiamo che Satana è un'intelligenza superiore, capace di ordire trame a nostro danno e attacchi, sfruttando la nostra ignoranza. Questa conoscenza del male potrebbe diventare un valore aggiunto all'uomo sprovveduto, seducendo le intelligenze più acute. Il serpente riuscì a sedurre Eva usando questa strategia, illudendo i nostri progenitori che sarebbero diventati come Dio, conoscendo il bene e il male. Ma Dio ha fornito l'uomo della cintura di verità che è in grado di smascherare la conoscenza tetra, illuminata dai bagliori di illusioni e miraggi. Il pensiero di Cristo è insito nell'uomo. Cristo è la luce che splende nel mondo e nella sua luce si intravedono le sagome di ogni cosa e siamo liberi dalle illusioni. Un altro pezzo dell'armatura satanica è il potere. Anche capovolto il diavolo conserva la sua potenza. Cristo chiama il diavolo principe di questo mondo perché ha potere sulla materia che può manipolare a suo modo, così come può agire sull'uomo con i desideri della carne. In modo particolare l'uomo buono è bersaglio delle lusinghe del demonio. Cristo riconosce a Satana il potere su questo mondo e non fa rimostranze quando il diavolo gli offre tutti i regni della terra dicendo: tutte queste cose io ti darò. La corazza del demonio è questo potere che è limitato solo dal potere di Cristo. Un potere, quello divino, che è onnipotenza, infinitamente superiore al potere del maligno che in quanto creatura è comunque nell'orizzonte degli esseri limitati e finiti. Il diavolo è poi la perversità personificata. Anche questo aspetto fa parte dell'armatura di Satana, che persegue la perversità fino in fondo. Nell'Apocalisse si parla della profondità di Satana, dell'abisso, delle aberrazioni mentali e morali che il maligno prospetta come traguardo allettante da raggiungere. Il male possiede la sua propria seduzione, a cui noi possiamo opporre la santità di Dio. L'odio è un pezzo importante, il quarto dell'armatura demoniaca. Satana accende l'ira omicida nel cuore degli uomini, fomenta gli odi e le discordie, scaglia i popoli gli uni verso gli altri. Ogni distruzione ha origine dall'odio, come ogni creazione ha origine dall'amore. L'odio contro Dio è una forza inarrestabile che spinge Satana a impedire all'uomo di raggiungere il cielo. L'ultimo pezzo dell'armatura del nemico è la falsità, l'inganno. Il maligno è l'ingannatore per eccellenza. Si nasconde come dietro ad uno scudo per non mostrare il suo volto e colpire. Alla mistificazione diabolica si deve opporre la fede, che è verità, perché è radicata in Dio.
La fede ci fa eludere le armi ingannevoli del maligno e nella fede possiamo sicuramente resistere ai suoi assalti. Se Eva fosse stata radicata nella fede in Dio, non sarebbe caduta nell'insidia del serpente. Questa è dunque l'armatura di Satana, cioè l'insieme delle armi e delle strategie che il demonio utilizza continuamente per sedurre il cuore dell'uomo e indurre al peccato ingannandolo.